comincio io leggendo una prima relazione di Mauro Fontana, persona che molti di voi conoscono, persona che tanto sta dando all'indipendenza e che, non potendo venire qui di persona, ha però voluto inviare un suo pensiero che ora vado a leggervi. E dopo di questo, dopo il mio intervento qua relativo a Mauro Fontana, invito già Marzia Taschetto a prepararsi. Ecco, questo è lo scritto di Mauro. Presidente, patrioti, attivisti, mi affido a questo scritto data l'impossibilità ad essere con voi di persona. Viviamo un momento straordinario, un momento che segna un passaggio epocale come poche volte capita nella storia. Gli equilibri nati dalla fine del secondo conflitto mondiale, già da tempo rotti, hanno portato il mondo intero in una sorta di caos controllato. Gli eventi drammatici di questo novembre rendono ogni giorno più evidente che l'assenza di leadership è uno dei mali peggiori dell'Occidente odierno, quello che può rivelarsi immortale per il complesso di valori e di interessi di cui esso è espressione storica e attuale. È di tutta evidenza che le comunità locali venete sono frustrate dall'immobilismo dell'Italia in balia degli interessi acquisiti dai burocrati e dai politici. La politica finanziaria estorsiva dell'Italia ai danni dei veneti sta desertificando il nostro territorio. La tecnologia e la rete stanno funzionando da aggregatori di movimenti spontanei che stanno facendo del loro meglio per provocare cambiamenti profondi. La velocità dei cambiamenti è tale che gli stati plurinazionali si vanno via via indebolendo sotto la spinta di nuove strutture sociali. I cambiamenti un tempo determinati esclusivamente dalla forza degli eserciti oggi avvengono attraverso lecite misure economiche e strumenti finanziari innovativi. Una serie concatenata di eventi epocali, politici, militari ed economici sta preparando il passaggio del mondo occidentale alla cosiddetta età ibrida, una nuova epoca socio-tecnologica che emerge mano a mano, dove i processi avvengono in simultanea, un'era dove la centralizzazione perderà terreno a favore della diffusione. Gli effetti congiunti della disponibilità di una massa di dati e informazioni, una volta riservate alle sole classi dirigenti. Gli effetti congiunti delle tecnologie che si fondono tra di loro e gli esseri umani con queste, della perdurante stagnazione economica, dell'incapacità delle leadership a gestire il cambiamento, delle pressioni migratorie, dell'affermarsi di diversi protagonisti, Cina, Russia, Iran, hanno innescato in Europa una rivoluzione di natura politica e socio-economica che induce una profonda crisi nei governi nazionali ottocenteschi. Il terremoto rappresentato dalla caduta del muro di Berlino e lo smembramento del blocco sovietico costringe anche l'Occidente a riaprire un dibattito intorno agli inascoltati moti separatisti che da decenni attraversano l'Unione Europea. Il tempo è maturo per la nascita di forze nuove e vitali, in grado di proteggere se stesse e i loro interessi e creare una nuova armonia multinazionale. A ben vedere, il periodo storico nel quale la penisola italica ha dato il meglio di se stessa è stato il Rinascimento, nel quale si era innescata una sorta di competizione positiva tra le città-stato. Un periodo storico che sembra avere numerosi punti di contatto con l'odierno, enormi trasformazioni accompagnate da squilibri e contraddizioni. Le nostre terre venete possono diventare un moderno gateway dei flussi commerciali e di comunicazioni tra civiltà, culture e territori. Una versione europea di Singapore, un motore economico efficiente, con una stabilità politica indipendente dalla confusione burocratica e dispendiosa che oggi la circonda. Una porta di accesso per i nuovi mondi e le navigazioni oceaniche. Oppure
terra di conquista dei nuovi dominatori dell'ordine mondiale. Le nazioni sono nazioni se si sentono tali. I veneti si sentono di una nazione? Se sì, allora è tempo che il popolo veneto risponda al legittimo governo provvisorio della Repubblica Veneta e che dimostri con tutto se stesso, passando dai propositi agli atti concreti, di voler essere un'entità statuale, indipendente e libera dal giogo italico, protagonista dei nuovi equilibri mondiali. Viva San Marco e viva la Repubblica Veneta. Bel scritto.